Una nuova mossa sul mercato dei trasferimenti promette di smuovere le acque dietro le quinte del calcio italiano. Torniamo con un importante aggiornamento sul Napoli, che è ancora alla ricerca di rinforzi strategici. Prima di immergerci nei dettagli di questa notizia che potrebbe avere un impatto sulla squadra partenopea, assicuratevi di mettere i mi piace e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Veniamo ai dettagli. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sky Sport, il Napoli sta monitorando la situazione di Marcus Rashford, attualmente al Manchester United. L'attaccante inglese sta affrontando un momento delicato della sua carriera, con poco spazio nella squadra guidata da Ruben Amorim. Questa condizione ha spinto i partenopei a prendere in seria considerazione la possibilità di ingaggiarlo, soprattutto in vista del prossimo scenario di mercato. Rashford, uno dei nomi più caldi del calcio europeo degli ultimi anni, è un'opzione interessante per Antonio Conte, che è alla ricerca di un rinforzo offensivo in grado di aumentare le prestazioni del Napoli. Tuttavia, l'operazione si scontra ancora con due fattori cruciali. Il Manchester United dovrebbe pagare una parte considerevole dello stipendio del giocatore e accettare il trasferimento in prestito con opzione di acquisto, che sembra essere l'unica strada percorribile per i partenopei. Oltre al Napoli, anche altri club come il Milan hanno espresso interesse per l'attaccante inglese. I rossoneri, sotto il comando di Sergio Conceição, stanno puntando Rashford come alternativa per rinforzare la rosa per la seconda parte della stagione. Tuttavia, la concorrenza con il Napoli si preannuncia agguerrita, visto che Antonio Conte ha mostrato grande entusiasmo per la possibilità di ingaggiare il giocatore. Dietro le quinte, l'agente di Rashford ha già iniziato i colloqui preliminari per valutare le condizioni dell'affare, mentre il Manchester United è ancora cauto nel liberare il giocatore. Per il momento, il Napoli sembra essere in vantaggio nella trattativa, ma molto dipenderà dall'andamento delle trattative nelle prossime settimane. Cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Rashford sarebbe il rinforzo ideale per l'attacco del Napoli? Lasciate la vostra opinione nei commenti e continuate a seguire il nostro canale per ulteriori aggiornamenti esclusivi sul mercato dei trasferimenti.